Wow, Vitto, guarda questa che culo, va. Oh cazzo, hanno acceso le sirene, ragazzi. Si stanno aggredendo. Oh, ma volesse tirare con me chi stiamo? Vai, amore, allungavo, va. Ma sono tutti arrabbiati con questi TRK. Amo, ci sono le macchine però. Dadam, why you? Camponamento live. Ammazzando in quel sorpasso. Oh, ma che stai tutto scemo? Ogni giorno ricevo almeno 5-6 messaggi che mi chiedono: Vale, che interfono mi consigli? Vale, conviene acquistare un interfono economico? Ragazzi, oggi ho preparato il video perfetto per voi. Parliamo di lui, ragazzi, Moman H2. Nella scatola troviamo una coppia di interfoni, 4 casse, 2 microfoni, i vari agganci per settare il tutto sul casco, libretto delle istruzioni e 2 caricatori tipo C. Ragazzi, l'installazione è stata semplicissima, esce già tutto preimpostato naturalmente con i vari strappi. Qui c'è il microfonino, quello è il microfono della GoPro collegato. Che dire, non ci resta che andarlo a provare. È la prima volta che lo collego io, ragazzi. Io infatti ancora non l'ho testato. La mia tester è Carlotta, ci sta raggiungendo anche lei dal lavoro. Sono un paio di giorni che ce l'ha montato, lo sta utilizzando. Infatti già mi ha detto che si trova bene con la musica eccetera. Avrete visto anche voi le storie. Interfono, musica, lavoro. Sto testando il nuovo interfono, fra, si sente fortissimo. Sento la musica nella tua macchina. Che cavata. Poi fra, c'ha delle casse assurde questo interfono. Io sto andando fuori allo stadio. What? Ha detto? Si sente bene, hai visto? Pure Carlotta ha detto lo stesso, che si sente benissimo. Pure la mamma gliel'ha detto. Senti proprio l'audio pulito. Si chiama Moman H2. Riesce ad avere 20 ore di carica. Il prezzo è economicissimo. Infatti la coppia tipo costa nemmeno 90 euro, 100 euro su Amazon. Vi lascio il link in descrizione. Mi stai dando una mano. Sì, la coppia. Mi stai dando una mano a spiegare un po' il prodotto. Oltre a ciò è resistente a vento, sabbia, polvere, neve ed è anche waterproof. Cioè, Salvatore, cosa vuoi di più? Adesso l'unica cosa che mi resta testare personalmente è il collegamento. Loro dicono che rimane collegato fino ad 800 metri con il collegamento dell'interfono. Adesso sto raggiungendo Carlotta e lo testerò. Ciao, popolo di YouTube! Mi sono troppi. Comunque ragazzi, siamo a Caserta e stiamo andando a raggiungere il grande... E niente, inaugureremo anche questi interfoni. Però nel frattempo inizio a fare un po' di vlog a cogliona. Anche perché su questa strada veramente ne succedono di tutti i colori. Ma ovviamente adesso non succederà nulla. Dadam, why you? Camponamento live. Ma quante macchine ha preso? Wow, comunque in diretta, cazzo. Vabbè, ci vediamo direttamente a fuori grotta. Magic. La curva orecchia a terra. A me non mi spaventa. Certo. Qua dentro. Ah, mi hai stonato. Sì, ragazzi, abbiamo già collegato gli interfoni. Stiamo aspettando solo Gianluca per partire. Se si muove, maledetto. Later. È arrivato anche Gianluca. Andiamo. Ma stai facendo il video? Bravo. Ma quella è morta, si è suicidata. Ah, Carlotta è tutto questo. Adesso sta tenendo i nostri ragionamenti. No. Serio, che sfizio. No, Vitto, ti volevo mandare a fanculo e mi è uscito il 2. Il problema è che tu sei collegata con me. Cioè non è che se parli... Non posso urlare. No, puoi urlare, mi stoni le orecchie, non fa niente. Abbasso un po' il volume. No, non l'abbassa, parlo normale. Non ti assicuro di dire cose normali, però parlo normale. Oh, ma approfittane, fai vedere al popolo di YouTube, ora che sei sul canale, quanto sei diventata brava. Facci una impennata. Ma vaffanculo. Non le faccio queste cose in pubblico, amo. Solo per gli abbonati. Solo per gli abbonati. Saluta il popolo di YouTube. Ma guardatelo. Ma non è che ridere. C'ho Valentino nelle orecchie. Ma come non mi senti? Ciao, è verde. C'ho Valentino nelle orecchie. Aiuto. Sarà un esaurimento questo video, amore. Sì, amore. Anche perché siamo troppe moto. Troppi deficienti. Ma come? Sì, io vado piano con le ragazze dietro. Facciamo le lady. Amore, fammi vedere come impenni. Oh, bravissima. Hai visto? Riprova. Oh, ma quanto la alzi? Riprova.
Oh no, amo, ci sono le macchine però. Ma precisamente dove stiamo andando? Ah puttana. Non si dice. La mamma, dillo all'avvocato. Guarda che comunque se vedi lì c'è il sole. Dove c'è il sole? Dove? Là? Sono io. Sei tu il mio sole, amore. Ma in tutto questo perché sono io davanti a tutti? Sorpasso fulmineo. Olè, io amo infizzarmi nei posti più improponibili. Amore, così, cioè No, ma sono un po' equivocabile. È verde! Carlotta, ti prego non Ma l'altro urlare. mongoloide, amore, l'hai visto? Sì, l'ho visto. Oh, ma non l'abbiamo detto che questo oggi è un cosa vuol dire guidare a Napoli? Oh, stretto da due parti. Assurdo. No, quello che impenna come un pazzo. Non si fa, non si fa. Oh, attenta a questo. Si sta allargando con la cosa. Si sente il vento se ho la visiera aperta. No, in verità non sento niente, cioè sento solo la tua voce. Buono, perché no, ma veramente mi sto meravigliando di quanto si sente E comunque pulito. ci siamo allontanati L'audio. anche parecchio, avevamo tutta la grotta di distanza. Amore, sto andando piano io. Oh mamma mia. Meno male, hai visto, te l'ho detto che vado piano, amore. Stava succedendo un incidente. Ma che cretino. Ma quello era un indicatore, era un cazzo No, ti prego. ho messo la gamba così lunga. Che hai fatto? Stavo segnalando la macchina e ho fatto tipo così. E sono rimasta così per un po' di tempo. Comunque non hai finito di dire che questo è uno speciale cosa vuol dire guidare a Napoli. Perché ci sei tu che guidi. E guardalo, guarda. Oh, mi stanno stringendo per tutti i lati. Attenzione, attenzione, questa sta attraversando. Vedi, per questo è comodo l'interfono, amore. Attenzione, attenzione. Io sto vedendo troppa polizia tutti i giorni, amore. Ho fatto la curva con l'orecchia a terra. Anche io, amore. Ma non correte. Ma chi sta correndo, amore? Scusa. Ho la ruota di dietro molto sgonfia. Perché ragazzi, voi non sapete, ma io ho quasi grattato la targa. Quanto mi manca per grattare la targa? Non tantissimo. Però usciranno a brevissimo i video. E c'ho la pressione a 1,10. Lo dico io, lo dico io. Lo dici tu? Lo dico io, lo dico io. Quanto è bella Napoli. Si stanno aggredendo. Oh, non litigate, ragazzi. C'è pure un TRK. Oh, dove c'è il TRK? Oh, ma volesse tirare con me chi sta mo? Ma questo col TRK? Vai, amore, allungavo, va. Ma c'è la già in capo veramente? Vai, amore, vai. No, mi ha appeso già. Ma dove sta? Sulla destra o sulla sinistra? Che gli taglio la Sinistra, strada? sinistra. Cretino, fai il bravo. Vai, lo supero io per te, amore. Vai. Così ti allontani. Amo, stiamo lontanissimi comunque, Ti vendico, amore. Siamo lontani, Sì. Almeno un 500-600 metri, siamo lontani. Ma pure di più. Ha rotto il TRK. È alla mia destra, penso. No, se n'è andato. Bravo! Quanto è bella Napoli! Ah, sta qua quello col TRK. Ma sta a fianco a me, vuole tirare. Non Vai, vuole proprio. tiratelo, tiratelo! Vai, sono arrivata prima io. Adesso tira tutto il freno di dietro, tira tutto il freno di dietro e fai la sgommata. No, sei pazzo. Guardala! Oh, ma che stai tutto scemo? Hai casato tutti quanti, hai Ah, casato. ma questo me sono passato strettissimo. Ma se mi muovevo di 1 millimetro ci prendevamo. E questo è quello col TRK. Ti ha salutato, amo, come si permette? Ma ti conosce proprio, amo. Che fa? Siete, mi conosce? Di qua, di qua, di qua, di qua. Diglielo. Se hai visto il video io stavo scherzando, Oh, la polizia municipale c'era là. Un altro TRK. Ma sono tutti arrabbiati con questi TRK. Il TRK arrabbiato. Oggi è la giornata. Amo, ma questo comunque è un po' folle, questo. Ci sta un ragazzo che sta con noi con la moto, che è un po' aggressivo. Non mi Guarda piace come questo. guida. Ma sei scemo. E sarà lo stesso. No, probabilmente. sta uno con un Ducati mi ha fatto un sorpasso a pazzo E quello è proprio. amo col Ducati, con l'Hyper là, uno comunque un naked. Ma mo fermo proprio, ce lo dico, sta con fra. noi e mi ha fatto 2 sorpassi, uno più schifo. Ma non sta dell'altro. con noi, amo, non sta con noi. Mo è la prima volta che lo vedo. Mi stavi ammazzando in quel sorpasso. Ma che fai video coppa di TikTok, Si chiude proprio troppo street, si chiude.
La sai impennare, mi dispiace. Perciò Valentino abbiamo testato anche come si scollegano questi interfoni. Di amore, ci siamo ricollegati all'improvviso. Mentre parlavo del fatto che ci siamo scollegati. Bellissimo, perfetto. Qua. Qui, qua. Oh, c'è la marijuana, guarda. Mo qui every day, peppa. Pam parapam pam. Smoke weed every day. Parapam. Attento a quello che dici, che ti sento. C'è quello con la macchina. Che devo dire? Scusa, perché dovrei stare attento? Scusami, cosa ci avrei da dire di pericoloso? Sulle pischellette. Ma c'è sta una femmina, mo? Qua, Vitto, guarda questa che culo, va. Guarda questa che culo, Vitto. Ma sto dietro di te, come fai a dirlo? Ma io parlavo di quell'altra, mo. Guarda questa, guarda. Non sarà mai bello quanto il mio. Qua, fai paura. Sei una potenza, amore. Qui? Qua. Ci vorrebbe un terzo interfono che dice qua. E dopo siamo Mimico, cocca come cazzo. Madonna signore, è spaventata. No, non ho tolto il cavalletto, ma che figura di merda. Ci sono lavato col cavalletto, si è spenta davanti a tutti. Comunque su questa strada non si corre perché ci sono gli ubriachi che si buttano. Infatti chi ha detto di correre su questa strada? Lo so che ci sono gli ubriachi stai che correndo, si buttano. stai a più di 37 all'ora. Amore, sto a 22 all'ora, 24, 25, ma che stai dicendo? Ma io non riesco a superarti e il mio contamarce porta 31, c'è qualcosa che non quadra. Amore, se il tuo contamarcia porta 31 è normale che c'è qualcosa che non quadra. Il mio contamarcia... Ok. Il tuo contachilometri. Ci sono arrivata a scoppia ritardato, però ci sono arrivata. No, magari no. Aspetta che... Guarda che... Mi stavo azzeccando in una macchina, mo. Stai attenta. Vabbè, non è stata né colpa mia né colpa sua. Stavamo camminando troppo vicino. Lei si è stretta, però io stavo facendo un sorpasso che non potevo fare. Era pure una ragazza, infatti è rimasta come una scema pure lei. Vabbè, sei spaventata, vi siete spaventate tutte e due, vi siete spaventate. E verde! Ma la smetti di fare casino che bussi, guarda questa. Ho visto, ma rideva pure come una mongoloide. No, ci sentiamo dopo, piccola, avvisami quando torni. A dopo, piccola. Ci separiamo così quando non ci sentiremo più. Ho spollato! Hai spollato! Ho spollato! Ciao amore! Sì, infatti c'è Vale che mi sente. Ti ho perso, ci sono i palazzi di mezzo. L'ho perso. Che tu pulezzo fu tipo con me, guardalo. Hai visto che hai sbattuto? Ah, ciao popolo di YouTube. Vabbè, ma voi tanto questo video non vedete un cazzo perché sta tutto sul canale di Valentino. E niente, ci vediamo domani mattina. Oppure nel prossimo video. Ciao! Oh! Wow, Manuè, però sei tu che stai correndo come un pazzo, lo devo dire. Ma lascia stare che il vecchio non ti ha visto e sta facendo inversione così. Che quello sta facendo inversione, però tu hai corso. Io mi stavo sentendo trappando come Pablo. Perché fai doppia fotocamera? Non lo so il perché. Voleva fare una foto, vedi? Oh, però così potrei mettere la fotocamera attiva e far vedere il contachilometri. A questo punto levo il telefono. Tranquillo. Dai, caramba di fronte. Ma stanno in 4 in macchina. Caramba che sorpresa. Oh cazzo, sono 2 macchine. Oh cazzo, hanno acceso le sirene, ragazzi. Vogliono correre. No, avranno qualche arresto. Ah no, erano scesi in comitiva. Ma c'era un'altra là, erano scesi in comitiva, ragazzi. Ma scusami, se è verde per girare di là. Ah vabbè, un incrocio un po' alla Cazzum, diciamo. Scalta verde in entrambi i casi. Ragazzi, Salvatore stava facendo il cazzone avanti e indietro a impennare. Nel momento che lui ha fatto un'impennata è andato un po' più lontano. Ci siamo nascosti tutti quanti. Non ci sta. Cioè penso che adesso o ci sta cercando o se n'è andato a casa per disperazione. Allora, noi stavamo qua per fare uno scherzo al nostro amico. Sì. Avete perfettamente ragione. Ci siamo nascosti qua per non far casino al nostro amico.